Il Veneto naviga verso la fascia bianca, velocità di crociera R/T 0,74, 44,9 i casi positivi ogni 100.000 abitanti, ospedali con una soglia di occupazione del 9%. Se si va avanti così, tra 2 settimane si approda alla zona Covid-free, l'area di minor rischio. Dal 7 di giugno noi potremmo, se manteniamo un RT di questo tipo, un'incidenza di questo tipo, che oggi è quindi 44,9, 45 su 100.000, quindi tra 3 settimane consecutive passeremo in area bianca con le conseguenze previste appunto per la classificazione in area bianca. Sul fronte dei vaccini il Veneto ad oggi ha utilizzato il 91% delle scorte ricevute. Intanto i presidenti delle regioni preparano un vertice con il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, per stabilire i prossimi step della vaccinazione. E per avere anche un'uniformità, questo lo chiedono le regioni, per la partenza presso le vaccinazioni presso le aziende, perché altrimenti sentiamo appunto tanti lanci. Poi ci sono regioni che sono ancora indietro con i target più vulnerabili, più fragili, quelli da mettere in protezione. Alcune regioni che sono partite anche con altri target, quindi la conferenza delle regioni ritiene insomma che sarebbe bene che ci fosse un'uniformità e quindi farà un punto tra i presidenti e anche io credo con il commissario Figliuolo.